Migliaia di bambini sono pronti a colorare gli impianti sportivi di Cartigliano per il ritorno del Fair Play, il più grande torneo di calcio del Nord-Est per primi calci e piccoli amici. L'anno scorso, dopo 2 edizioni annullate causa pandemia, furono 40 le squadre provenienti da tutto il Veneto che presero parte a quella che a tutti gli effetti è una grande festa, una fiera dei sogni di chi li rincorre sul campo e li vive col cuore. Quest'anno si taglia il traguardo della 31esima edizione e i numeri da record di 12 mesi fa sono destinati a essere superati dall'entusiasmo con cui le squadre stanno aderendo. Calcio d'inizio il 14 maggio e grande festa finale il 10 giugno. Sempre a Cartigliano è pronto a partire anche il torneo Villa Cappello, manifestazione sportiva dedicata alla categoria Pulcini che si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno.